Presidente, oggi il Premier Renzi ha accettato dalle sue mani la bandiera del Veneto, un gesto che ha un grosso significato. 1100 anni di storia è un segno di grande rispetto nei confronti di veneti, quel rispetto che ad esempio non hanno le istituzioni dello Stato presente in Veneto, che non espongono la bandiera. Esporre la bandiera del Veneto vuol dire rispettare i veneti e inchinarsi davanti a un popolo che ha dato tanto e dà tanto all'Italia. Il Premier ha anche detto ai giornalisti nella conferenza stampa che il Veneto ha pagato e chi ha pagato non deve essere più costretto a subire tagli lineari. Noi siamo i più virtuosi, siamo i più bravi nella gestione dei conti, siamo una regione di riferimento nazionale per la sanità. Lasciamo ogni anno 21 miliardi di tasse a Roma, è il nostro residuo fiscale. Non capiamo per quale motivo dobbiamo chiudere le aziende, vedere imprenditori che si suicidano, cittadini che perdono il posto di lavoro e continuare a pagare a Roma tasse che vengono sprecate. Il messaggio è passato quindi anche a livello nazionale. Adesso lei cosa si attende da Renzi concretamente? Finirà la luna di miele, passeranno i 100 giorni, poi risultati, che significherà provvedimenti che dimostrino poi che dai buoni propositi si passa a attività che siano efficaci e concreti per i veneti.